conosco. Cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te. Ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo, uniti avanti andiamo. Volano valle per vincere, nome dell'onore, della gloria, della sconfitta. Il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te. Volano, vogliamo con te. Ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Yeah.
è il produttore della Reddit, vola in alto, primo ufficiale, volando volley. Il volando volley e i comuni di Volano in occasione della giornata mondiale contro la violenza donne del 25 novembre auspica che tale ricorrenza sia ricordata ogni giorno dell'anno e non solo nella data specifica. Il nostro motto è schiacciamo la violenza. Il nostro capitano Jessica De Val consegna alla capitana della Trentino Universitario Chiara Galopp una maglietta dedicata. Grazie! Signore e signori, bentornati nell'arena biancorossa, da sempre la casa del Volano Volley. L'incontro odierno, la seconda giornata del campionato di Serie 1 Girone A, che vede a confronto la Rotola Volano Volley e la Trentino Energia Argentario. Il derby, facciamoci sentire! Allora l'incontro, il primo arbitro il signore Simone Vinciano di Bolzano. Il secondo arbitro è la signora Stefania Petrella di Bolzano. Tra poco lo starting player. Andiamo a presentare lo starting six Trentino Energie Argentario. In campo la capitana numero 7 Chiara Groff, il numero 8 Amalie Joy Kirchner, con il numero 9 Monica Cortaluga, con il numero 12 Martite Zara, con il numero 15 Serena Sefredo, con il numero 18 Caterina Adesi. Il libero numero 10 Giovanni. Il allenatore è il signor Mario Vero Martinez, il vice è il signor Matteo Fabioni. E adesso si alza la posizione, si abbassano le luci, facciamo silenzire,
Ida Douglas. Il primo punto della partita è il Waterloo 1-0. La curva alla curva. Ancora Linda al servizio. Al servizio. Serena Sembrino, al servizio, Argentario. Al servizio. Tutti. Caterina Andresi. Camilla Ferrari al servizio. Settimo punto per davanti. 7-3. Timeout invece da questo Martinez Argentario.
5-9. Servizio per arbitrare numero 8, Annalisa Lorenzi. Carli, all'inizio. Vito Cattolici. Terminale al servizio. Luca 14. Ancora Resti al servizio.
Guardiamo in campo sul impegno di 14, forza Lega, tutti insieme alla 14 sentire! Quindi
set all'Arena Biancorossa. Eccoci qui, pronto a commentare questa partita. Carlotta Petrucciello, primo punto Rotoblat. Eccomi pronto a commentare la partita odierna. Allora amici sportivi, buonasera da parte di Lorenzo Minacapelli. Avete seguito il primo set che si è concluso per 25-18 a favore del Volano Volley, dopo una bella prestazione da parte delle ragazze di Fabio Tisci. Il set con l'Argentario che sta conducendo adesso per 2-1. Chiara Groff, la capitana, al servizio. Camilla prova l'attacco ma è out. 3-1 Argentario. Uno dei miei compagni di viaggio che loro erano già dal primo set, Andrea Zeni e Silvia Piani, la nostra regista, la responsabile di streaming. Antonio Carlo che deve concedere una free ball. La palla per l'arbitro è andata oltre l'asta, quindi il punto va alla squadra allenata da Mario Regulo Martinez. Ugo Vassa ha ricevuto il servizio, attacca Ferrari, c'è la difesa comunque di Battistoni, palleggio di Zara, Dalla Ugo Vassa, con del muro, prende il servizio. Carlotta Petrucciello al servizio. Attacco vincente di Fredo. Secondo punto per la Trentino Energie Argentario. Questo secondo set. Vediamo il servizio battuto Ferrari. Dalla subito dall'altra parte c'è la difesa di Zara. Prova l'attacco Aletti. Ma l'attacco si impegna out. Terzo punto per la Rotoblat. Quindi 3-5 il punteggio. Camilla Ferrari al servizio. Battuto. Riceve, ho visto bene Groff, e c'è l'attacco, poi attacco vincente di Costalunga, di Monica Costalunga. 6-3. Caterina Alessi il servizio adesso. Servizio battuto, riceve Monaco, attacca Giugovat, Linda Giugovat, quarto punto per la Rotoblat. Allora adesso Jessica De Val, la nostra capitana, al servizio
subito però è out, quindi settimo punto per la formazione allenata da Martinez. Monica Costalunga al servizio adesso per Argentario. Il derby trentino questo. Jugovas ha ricevuto il servizio, attacca proprio lei e c'è l'attacco di Linda Jugovas. Quinto punto per la Rotoplas nel corso del secondo set. Laura Bortoli. Servizio di Laura Bortoli su drop. C'è stato il tentativo di attacco della Rotoplas che però è stato stavolta no, con Carli. Terzo punto Rotoplas che porta a una sola lunghezza. Però c'è il time out da parte di nuovo in diretta, Arena Biancorossa di Volano. Siamo sul 7-6 a favore dell'Argentario nel corso del secondo set. Vi faccio il riepilogo dei punti del primo set. 2 punti la nostra capitana De Val, 3 Jugovas, 3 Romano, 3 Petrizio, 6 Ferrari. 17 punti di squadra, 8 2 errori di Argentario. Adesso arriva il pareggio di Giuditta Romano, 7 pari all'Arena Biancorossa. I punti dell'Argentario invece: 3 punti Groff, 2 Bittner, 4 Costalunga, 1 Spredo, 3 Aletti. 13 punti di squadra, 5 2 errore della Roma. Pallonetto tentato da Groff, è stato neutralizzato. Passa giù con fare il vantaggio. Da Jugovas, punto nel vantaggio, 8-7 adesso il punteggio. Anelis! Lalla Bortoli, 9-7 punteggio al servizio per la formazione di Fabio Tisci. Batte drop. Zara. Tentativo d'attacco di my out. Non c'è il tocco della formazione di Fabio Tisci, quindi 10° punto per la Rotoplas. Time out, sponsor. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, 17 il punteggio nel corso del secondo set. Lalla Bortoli al servizio. Il servizio è out di Lalla Bortoli. Ottavo punto di Argentario. Allora il servizio adesso per Argentario, ha battuto Pittner. Carlotta, mani out, Carli 11-8.
Inta Djugovac al servizio. Vi ricordo che nella scorsa giornata, visto che siamo alla seconda giornata di questo campionato che è iniziato proprio sabato scorso, la Rotoblast è andata in trasferta a Torino e ha battuto con un buonissimo 3-0 il Volley Parella Torino. Invece la squadra allenata da Mario Regulo Martinez invece ha giocato in casa l'incontro contro la Club Auto Cabiate, se non erro si chiama così, ed è uscita sconfitta per 3-0. Servizio è in campo, palla in campo, 9 per l'Argentario. Matilde Zara al servizio per la formazione di Martinez. Servizio e impegni in rete, 12-9. Entra De Val per Isabella Monaco. Giuditta, palla è in campo, Giuditta Romano. Tredicesimo punto di Giuditta Romano, vale per la Rotoblast questo punto. Ancora Giuditta al servizio. Punto battuto su Battistoni. Dall'altra parte De Val deve alzare, Camilla attacca e c'è il punto di Camilla per e tra l'altro vi tengo a ricordare a tutti voi presenti, a tutti voi che ci state seguendo in diretta, che se volete seguire comunque anche le altre partite, la Federvolley a partire da questa stagione ha introdotto il live score sul proprio sito. Basta inserire il numero della partita e potete il link precisamente è federvolley.it/live-score-+1-femminile. Giuditta Romano poco fa aveva fatto un bellissimo ace. Djugovac ci mette una pezza sull'attacco dell'Argentario. Carli chiude 19. Ancora Giuditta Romano al servizio. Tenta l'attacco Groff, ma c'è la difesa di Lalla Bortoli. De Val però concede una free ball che riceve Sfredo. Provato ancora Groff, ancora la difesa di Volano evita l'attacco. Poi ci prova Carli, ma viene curato da Serena Sfredo. 16-10. Chiara Groff per la Trentino Energia Argentario. Servizio out, servizio di Chiara Groff. Punto numero 17 per la Rotoblast nel corso del secondo set. Carlotta Petrusiello al servizio. Servizio battuto su Groff. Attacco tentato da Costalunga, ma c'è la difesa di Isabella Monaco. Provato anche Djugovac, ma c'è anche pronta la difesa dell'Argentario. Il tocco non c'è, quindi arriva un altro punto per la Rotoblast, porta sul 18-10. Carlotta Petruziello al servizio per la formazione di Fabio Tisci. Battuto out l'attacco, scusate, il servizio di Carli. 11-18 per l'Argentario.
Serena Spredo lascia il posto a Maya Gosner, che va proprio al servizio. Maya Gosner. Nicolas, Bortoli. Camilla, ottima difesa di Costa Lunga che ha disinnescato una grande bomba di Camilla Ferrari. Bortoli. Deval. Salvataggio ancora miracoloso della Trentino Energia Argentaria e Jessica Deval. Entra in campo Serena Spredo per Maya Gosner. 19-11, Jessica Deval, la nostra capitana, ha firmato un punto. Ferrari ora al servizio. Per un problema credo sul computer del segnapunti, ecco il perché dell'attesa. Ok, può ricominciare. La Ferrari al servizio. Camilla Ferrari 20-11. Isabella Monaco disinnesca una bomba. E Giugo Bass. Punto comunque sarebbe arrivato ugualmente. Ancora Camilla Ferrari al servizio, autrice negli ultimi 3 battute di 2 hit. Oplala, oplala. Leggera disattenzione di Giugovas e Deval che si scusano a vicenda per non essersela chiamata. 22-12. Comunque un buon break da parte della Rotoblas. Allora è entrata Giovanna Santi per Caterina Alessi e invece Troff che lascia il posto alla numero 16 Matilde Del Doc. E c'è un cambio anche per la Rotoblast. Entra Martina Bortolotti per Lalla Bortoli ed esce Carlotta Petruziello per Matilde Minus d'acquisto. Non è esattamente quello, non ti mettono nelle posizioni in cui ho detto, comunque sono le 2 giocatrici che sono entrate e uscite comunque. Battuto ace di Giovanna Santi, appena entrata, firma il 13° punto. Battuto. Ha provato Giugovas, out.
Vanno salti in rete 23-14. Di nuovo entra in campo Ludovica Martinez Volski per la nostra capitana Jessica De Val. Va la Ludo, va Ludo al servizio. Ecco Ludo, battuto, adesso riceve Groff, avanti, e poi l'attacco vincente con mani out di Monica Costalunga, 23-15 adesso. Lotti Dugovac, Matilde minus d'acquisto. Battuto Santi, attacco che passa di Groff. Prima palla set annullata alla Rotoblast. Bortolotti Giudica 25-17. Siamo qui sponsor e torniamo per il
Allora, vi annunciamo in differita che l'Argentario ha fatto il primo punto di questo terzo set, dove non può arrivarci la difesa biancorossa. Riapriamo la diretta. Abbiamo un attimo di sponsor un po' più lunghi quest'anno, quindi potrebbe succedere, se ci allunghiamo un po' a parola alla fine del secondo, che potrebbe succedere questo. Di nuovo in diretta, allora 2-0 a favore dell'Argentario in questo terzo set. Prova l'attacco Ferrari, ma c'è la difesa di Argentario. Ancora dall'altra parte Bortoli, Giuditta, Romano, primo punto. Attacco è out, 2 pari. Coming out di Monica Costalunga. Serena Sfredo al servizio. Questa volta l'attacco, il pallonetto si spegne in rete, 4-2 il punteggio. Non ci arriva Camilla Ferrari. Quinto punto per Argentario. La salvata di Jugovas. Ferrari passa l'attacco. 3-5. Il riepilogo i punti di squadra nel corso di questa primi 2 set. 3 punti De Val, 9 Jugovas, 7 Romano, 7 Petrucciello, 1 Bortoli, 9 Ferrari. 36 punti di squadra, 14 errori di Argentario. Muro vincente di Lalla Bortoli. Ruota Petrucciello al servizio. Per rete. Settimo punto per l'Argentario. Matissa, Dello. 4-6, scusate, non 7-4 come avevo detto prima. Ferrari attacca, c'è la difesa di Battistoni. Ha provato l'attacco Groff, adesso ci ha provato Giugovas. Subito dall'altra parte Argentario attacca Carli, difeso da Del Dot. Ma c'è il muro della Rotolo. Ferrari al servizio. I punti totali dei 2 set anche da parte dell'Argentario: 1 Santi, 4 Groff, 2
Pitner, 8 Costalunga, 3 Fredo, 4 Aletti, 22 punti di squadra, 12 su errore della Rotoblast. Inizierà il riepilogo punti dopo 2 set di gioco. Servizio battuto in campo, l'ace di Monica Costalunga, ottavo punto argentario. Costalunga ancora lei al servizio, autrice poco fa dell'ace. Monaco, scusate. Jugovac Murata. Gentario inizia. Gentario è partito molto bene in questo terzo set, infatti un'ottima risposta a muro negli attacchi. Stanno conducendo di 4 punti questo terzo set. Jugovac, palla è in campo. Palla in campo, 6-9. Cenno di protesta da parte della metacampo di Argentario. L'attacco Groff, non c'è stata la difesa da ora. E Jugovac. Jessica De Val al servizio. Per il rete il servizio di De Val. 11 e 17 mi sembra, scusate. Pitner al servizio. Servizio battuto, riceve Roma Ferrari. Jugovac. 8-10 adesso. Servizio, ace! Claudio del net. Laura Bortoli è battuto. Prova Groff, passa. Portata di Carli. Pronta a entrare minus d'acquisto per Carlotta Petruzziello. Judith Manno. Linda Jugovac al servizio. Basta. Fine del gioco.
Monaco, Bortoli, Camilla Ferrari, c'è la difesa di Battistoni e l'attacco che passa di Costalunga. 14-10. Forse arriverà adesso il primo time out della partita di Sisi. Eccolo qua, Bolton. Nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. 14-10 il punteggio. Volano prova a rientrare in carreggiata, ma Argentario al momento opportuno allarga la forbice in questo momento, quindi Argentario sembra abbastanza in gestione, però ovviamente non bisogna mai adagiarsi sugli allori, perché comunque Argentario sa che adesso non ha altra scelta che vincerli questi set se vuole vincere la partita, perché Volano sta conducendo per 2-0 l'incontro odierno, il derby trentino, che mancava pensate in B1 dalla stagione 21-22, quindi dopo quasi 3 anni torniamo ad avere un derby. Quindi 15-10. Servizio è out. Ha provato Grofa a metterla nell'angolino, ma è andata troppo lunga. 15-11. Udita Romano al servizio. Dove Battistoni. Non può arrivarci Ferrari. 16-11. Bortoli. Ferrari, mani out. 12-16. Matilde minus d'acquisto al servizio per la Rotoblast nel corso del terzo set. Muro di Lalla, Bortoli. Servizio di Lalla, di Mine, scusate, d'acquisto. Passa l'attacco di Costalunga. 17-13. Matilda Del Dot al servizio. Ferrari, Camilla Ferrari. 14-17. Camilla Ferrari. Fatto l'attacco. Ancora Monica Costalunga, ha preso in mano le redini dell'attacco dell'Argentario. Pronta Caterina Alessi per Matilde Zara e Giovanna Tanti al posto di Matilde Del Dotto.
Bortoli. Djugovac, Murata. 19-14. Murata in campo. Murata in campo. C'è time out sponsor. Nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. 20-14, Argentario ha preso bel margine, forse il massimo vantaggio di tutta la partita per la compagine allenata da Mario Regulo Martinez. Servizio Monaco, Bortoli, De Val. De Val 15-20 entra Ludovica Martinez Volskis per Jessica De Valli. Battuto, forzerà out, però Gropp ha voluto comunque prenderla. Djugovac. Battuto a pallonetto da Martinez Volskis. Pallonetto, si prova anche Argentario e Argentario chiude l'azione. 21-16. Meli Joyce Pissner al servizio per Argentario. Ace di Pissner. 22-16. Subito porterà una portata. Djugovac, Murata, mano, Bortoli al centro, Ferrari, palla e in campo. 17-22. Dalla Bortoli al servizio per Rotola, Volano volley. Punto di Fredo, c'è un altro cambio, esce proprio l'autrice del punto Fredo per Matilda Zara e lascia il posto Giovanna Santi a Matilda Del Dot. 23-17. Riceve Djugovac, Bortoli, da Djugovac in campo. 18-23. Da Djugovac, servizio. Battuto. Del Dot
Romano, Ferrari, stavolta si prova, palla che resta nella metà campo dell'Argentario. Ok, dai. Time out, Argentario sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. 19-23 il punteggio nel derby trentino di questa giornata di campionato. Volano conduce 2-0 la partita. Questo terzo risultato invece l'Argentario che sta conducendo col punteggio di 19-23. Jugovac adesso è diventato 24-19 con l'attacco out di Linda Jugovac. Set ball per l'Argentario adesso con la capitana Grocchi. Jugovac riceve, Bortoli, Romano allunga ancora il set, 20-24. Giudita Romano. Ace di Giudita Romano. Ancora Giudita Romano. Stavolta riesce la ricezione di Battistoni. E anche l'attacco dell'Argentario che chiude il terzo set, 21-25. Andiamo con gli sponsor e torniamo per il quarto set.
Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Inizia il quarto set. Matilde Maines d'acquisto. Firma il primo punto del quarto set. 1-0. Giuditta Romano al servizio per la formazione biancorossa. Servito su Costalunga. Attacca Sfredo. Forse Deval provato a allungarla ma si impegna out. 1 pari. Chiara Groff, la capitana dell'Argentario, al servizio. Alza Bortoli. Camilla Ferrari. 2-1. Maines d'acquisto. Fatta l'attacco ma c'è la difesa di Djugovac, però nessuno era pronto a ricevere la difesa, quindi 2 pari. Servizio Romano e scusate Monaco, poi Ferrari, Camilla Ferrari. 3-2. Camilla Ferrari al servizio, l'autrice del punto parte il vantaggio. Battuto, provvia del net, ha ricevuto Groff. Deval ha provato a murare, poi c'è adattata la difesa di Argentario. Monaco. Djugovac ha provato in pallonetto. Si prova col pallonetto anche Costalunga al centro. Ferrari, net, gli spegne la bomba. Deval Murata ha provato il muro ma il tetto non è stato abbastanza clemente questa volta. Passa l'attacco di Groff ma c'è la difesa di Romano e di Monaco, scusate. Djugovac 4-2. Batta l'attacco di Bidner. 3-4. Matilda del Doc al servizio per Argentario. Vi ricordo che i primi 2 set se li ha giudicati Volano con il parziale di 25-18 e 25-16. Il terzo l'Argentario per 21-25. Siamo sul 2-1 nel corso di questa seconda giornata del campionato di Serie D1 Girone A. Jessica Deval al servizio, il 5-3 nel corso del quarto set. Ricevuto Groff. Impenna la palla toccata da Bortoli e va out. 4-5. Riepilogo punti di squadra dopo 3 set di gioco. 5 punti Deval, 14 Djugovac, 1 Romano, 7 Petruziello, 4 Bortoli, 13 Ferrari. 54 punti di squadra, 17 su errore di Volano e gli Argentari, scusate. Ferrari, Bortoli, Morata, Romano. 5 pari. Punti di squadra dell'Argentario, 1 per Santi, 8 Prof, 5 Pilsner, 7 Costalunga, 4 Sfredo,
2 del Dot e 5 Alessi. 42 punti di squadra, 17 su errori della Rotoplas. Ottimo servizio su Ferrari. Pass 3-5. Dalla Bortoli al servizio. 6-5 il punteggio nel quarto set. Invasione della Rotoplas di Isner, 6 pari al servizio. Bortoli, Djugovac, difesa di Costa Lunga, prova l'attacco e passa anche con l'ausilio del net. 7-6, vantaggio argentario. Bortoli, Matilde minus d'acquisto, out. Chiedono il tocco. Chiede il tocco Monaco. Il tocco Monaco. Forse era a punto probabilmente l'Argentario se l'avesse lasciata uscire. Ancora Maines d'acquisto. Forse c'era il quarto tocco, infatti quarto tocco che però l'arbitro ha contato come un tocco a muro, quindi 9-6. Si sta ribaltando completamente ancora una volta il set. Bortoli, Romano, chiudita Romano, 7-9. Inda Djugovac riceve Groff, Battistoni, Groff attacca, Romano, Bortoli, Camilla Ferrari, dimentica l'attacco Battistoni, passa Groff, non ci arriva Romano e Monaco, scusate. 11-17. Romano e Monaco aveva ricevuto. Romano alza per Bortoli, attacca Ferrari. C'è la difesa anche col muro di Argentario. Prova Groff, l'attacco che passa. 11-17. Time out, sponsor. In diretta dall'arena bianco-rosso di Volano. Setta 11 a favore di Argentario, che ovviamente deve anche vincere questo set per provare a giocarsi il tutto per tutto al tie break in questo primo derby che ritorna dopo quasi due stagioni. Ferrari
12-7. Adesso attenzione perché Argentario ha preso le misure adesso alla Rotoblat. Stati fortunata qua. Non è fortunata nel servizio ma è fortunata nel muro. Dara 13-7. Cambi. Carlotta per un partito minus d'acquisto. Prova Carli ma c'è la difesa. Prova l'attacco del Dot. Ferrari. Difesa di Costalunga. Ancora del Dot. Bortoli. Passa. Milita Romano 8-3. Giuditta Romano, servizio. Bortoli, Ferrari. Dall'altra parte dove va il Bortoli. Lì, Ferrari. Basta Ferrari. 9-13. Attacco. Oh. Brava Camilla. Time out sponsor. In diretta dall'arena biancorosa di Volano, 13-10 il punteggio a favore di Argentario, 2-1 nel completo dei set a favore di Volano. Giuditta Romano al servizio, al centro subito Fredo, salva Bortoli, Camilla Ferrari. Tante proteste sia dalla panchina che dal campo della Trentino Energie per questa palla che aveva pressoché forse toccato il parquet. Io dalla mia postazione non posso dire di sì o di no perché avevo due maglie davanti che non me la facevano vedere. Ho visto tante persone alzarsi per chiamare che avesse toccato il parquet. 14-11 adesso. Servito Dugovas.
Jugovac. Andata bene a Jugovac. La pronta a salutare ma l'ha lasciata passare. Quindi 12 a 14. Pronta Carli, battuta. Riceve Battistoni. Attacca Sigfredo, non si può arrivare. Monaco. 15 a 12. Serena Sfredo al servizio. Battuto, ricevuto Jugovac. Attacca Ferrari. Mette una pezza del Dot che poi passa l'attacco. Ferrari ne va dall'altra parte. Drop. A 12. Servizio su Ferrari, Bortoli per Ferrari, però c'è la free ball. Però Pin non sfrutta l'occasione, e neanche Ferrari, perché c'è la difesa di Del Dot. Del Dot attacca, Monaco. Non erano pronti qua. Salva Jugovac, Bortoli. Carli. Difeso, drop. Prova l'attacco, Costa Lunga. Rimasta al centro. Ancora ottima la difesa di Argentario. Momento Monaco. Ferrari. Col tocco che palla in campo, dice il primo arbitro, palla in campo. Stefania per 3 era il secondo arbitro, ha chiesto, ha detto di stare calmi, che anche lei l'ha vista in campo. Arriva il richiamo col cartellino per la panchina. 13 a 16. Camilla Ferrari al servizio. 13 a 16. Punto vincente di Costa Lunga. 17 a 13. Matilda Del Dot. Inizio out. 14 a 17. Jessica De Val al servizio. Ferrari alza Jugovac. Linda Jugovac. Volano ancora con Jessica al servizio. Ehi! 16 a 17. Jessica De Val. Time out, sponsor. In diretta dall'arena biancorosa di Volano. 16 a 17 il punteggio, sempre a favore dell'Argentario.
Jessica De Val, la nostra capitana al servizio. Giugovac, la palla è out. Palla è out. 18-16. Allora è entrata Alessi per Zara ed è entrata Santi per Del Dotto. Si vede che un derby. Adesso la tensione si inizia a tagliare con il coltello adesso. Ogni azione può essere decisiva. Palla out. 17-18. Lalla a bordo del servizio. Servizio. Battistoni. Punto 19 per Argentario. Pisner al servizio. 19-17. Out. 18-19. Linda Giugovac al servizio per la Rotorblas Volano Volley. Battuto. Riceve drop. Infrazione di quarto tocco. Quarto tocco. Arriva al punto della parità con questa infrazione di quarto tocco. 19 pari. Linda, però c'è un cambio, di nuovo rientrano Zara e Del Dot per Alessi e Zara. No, scusa, e Santi. Del Dot e Santi. Costa lunga. Fredo Monaco. Carli 20-19, vantaggio Rotorblas. Time out sponsor. Scusate, interrompiamo i sponsor perché in realtà coach Martinez aveva già esaurito i due temi. Infatti ho detto, erano due, avevo detto, questo sembrava il terzo. Infatti l'arbitro, la detta al segnapunti elettronico ha chiamato subito l'attenzione del secondo arbitro Petrere, gli ha detto guarda che li ha già usati tutti e due, quindi è arrivato un giallo per ritardo nel gioco. 20-19. Giugovac al servizio. Riceve Costa Lunga. Passa l'attacco ma c'è la difesa di Giugovac. Ferrari. 21-19. Camilla Ferrari. Ancora Linda Giugovac al servizio. Battuto il servizio. Forte lunga. Passa l'attacco. Matilda Zara.
Carli! Carli! Giudita Romano al servizio. È tutto a pallonetto. Testa lunga. Spredo. Questa volta passa l'attacco. Spredo. A 21. Monaco. Ottoli. Carli. Il Ferrari. Carli al servizio. Groff ha ricevuto. Prova l'attacco. Costa lunga ma viene murata. Dall'altra parte. Monaco. Ferrari. 24-21. Palla match per la Rotoblat. Carli al servizio. Carli. Passa l'attacco. 22-24. La prima palla match è stata annullata. 22-24. Allora è out e finisce qui. La Rotoblat ha vinto il derby 25-22. La Rotoblat si aggiudica la seconda partita. Che sofferenza questo derby, però anche un 3-1 può essere un motivo di godimento. 25-22. 25-18 il primo, 25-16 il secondo, 21-25 il terzo, 25-22 il quarto, che vale la vittoria alla Rotoblat. Allora, siamo quasi in chiusura. Ringraziamo Alain Merloffa, responsabile streaming, Silvia Briani alla regia, Andrea Zeni, nostro mago delle statistiche. Domani mattina alle ore 12 il tabellino sarà di nuovo a mano sua. Da parte di Lorenzo Minacapelli è davvero tutto. Ci vediamo sabato 26 alle ore 16 a Milano al Centro Sportivo Paventi contro il Club Italia Femminile. A tutti voi un augurio di una serena notte.